passiamo adesso dal Marghine, il luogo storico di Macomer, ci spostiamo leggermente verso nord, entriamo al centro nord della Sardegna, nella regione antica del Logudoro, questo posto meraviglioso di cui anche noi facciamo parte, ma lì da quelle parti del paese che adesso andremo a ospitare c'è la storia vera del Logudoro. E il paese che ospitiamo ha un gruppo folk che ha un nome importante, il nome di Sant'Ugiaco. San Giacomo è quello, quando diciamo Sant'Ugiaco pensiamo alle camminate, ai passi che si fanno per andare a compiere questo e a sciogliere il voto del cammino di San Giacomo. E allora ospitiamo un gruppo folk che compie 46 anni di attività, quindi se li portano veramente bene, il gruppo folk Sant'Ugiaco di Ittireddu. E l'applauso però non l'ho sentito, era molto come... ecco, vedi? Gruppo folk Sant'Ugiaco di Ittireddu. 1982 è la loro data di nascita e da allora non si sono mai fermati, ogni anno è una nuova attività, un nuovo modo di ricominciare, un nuovo modo di fare le cose. Pensate che esattamente fra meno di una settimana hanno 3 giorni, sabato, domenica, venerdì, sabato e domenica, insomma dal 2 al 4 luglio una manifestazione a Ittireddu che si chiama esattamente Dai sul Logudoro a Sucampidano, e sono una serate di multietnicità dove c'è un po' di tutto, dai soccantadores ai balli ad altre cose. Colui che guida ormai da sempre è Guido Satta, che oltre che ballerino, oltre che cantante, è anche un Gesù Cristo molto importante nei momenti del Venerdì Santo. Li accompagna da sempre Sergio Inconi, che non vedo, eccolo lì, è lì dietro. Ed allora Guido, il primo ballo che andiamo a fare? Si è presentata. Benissimo. Gruppo folk Sant'Ugiaco di Ittireddu si è presentata, Sergio Inconi all'organetto diatonico.
Gruppo folk Sant'Ugiaco di Tireddu, si è presentata, non poteva che finire con un inchino. Guido, vieni qua velocemente, mi devi proprio 2 parole raccontare quello che accadrà dal 2 al 4 luglio ai Tireddu. Allora, questo è collegato come diceva Tonino, alla nostra manifestazione che si intitola Del Giulio d'Oro verso Campidano. Ormai è giunta alla 17ª edizione, qualche volta abbiamo fatto anche un po' un'interregionale, come ad esempio con l'Abruzzo eccetera. Quest'anno faremo 3 giorni. Il primo giorno, il 2 luglio, ci sarà Mauro Palmas, Elena Ledda, Soro, adesso non ricordo, Simonetta Soro, insomma persone che veramente piace ascoltare. E poi il secondo giorno, il venerdì, abbiamo il Cantador Giacchiterra perché dai Tireddu mancano veramente da tantissimo tempo e quindi abbiamo voluto un po' rispolverare questa tradizione. E poi il clou il 4 luglio, dove ci saranno diversi gruppi, maschere, launeddas, insomma un po' di tutto, come diceva Tonino appunto. Grazie a Ploaghe, grazie al comitato e a 3 anni e mezzo. Grazie Guido, quindi dal 2 al 4 luglio ai Tireddu 3 giorni di grande etnia che ci appartiene da sempre. Secondo ballo per salutare questa salitta. Solsigalese. Sant'Ugiaco di Tireddu, Sergio Inconi all'organetto diatonico. Gruppo folk Sant'Ugiaco di Tireddu, li salutiamo per questa
prima parte e poi li vedremo e li ammireremo con grande attenzione nella seconda parte, sarà il ballo finale. Grazie a Tireddu, ci vediamo dopo, grazie a Sergio. Vedete, loro escono senza tante pomposità, in genere tu canto con... per ora è una minaccia. Grazie ragazzi.